Buongiorno a tutti amici, 7 del mattino, giorno dei prelievi. Davide deve ancora scendere, oggi non deve fare colazione a quest'ora insieme a me perché deve essere a stomaco vuoto. Tra un po' deve fare le urine nel suo contenitore e poi ci spostiamo col camper e parcheggio vicino perché siamo a 1,7 km dal centro di salute. Io invece mangio al volo e andiamo. Poi vi farò vedere come sempre 2 immagini del centro di salute, Dado poverino che si fa bucare il braccino per i prelievi, ma non è niente, ormai è abituato. E poi andremo forse, non lo so se torniamo a parcheggiare, se ci riparcheggiamo qui perché la giornata è brutta, è ventosa e nuvolosa, vediamo, al mare non credo. I miei soliti 100 grammi di albume con un filo d'olio e il sale è molto buono, una fetta di prosciutto, spremuta d'arancia, pane e mi piace molto. 7:51, alle 8:20 abbiamo l'appuntamento, quindi ci siamo, dai, mezz'oretta, in 10 minuti parcheggio, altri 10 a piedi per arrivarci e siamo in anticipo come piace a me. Intanto ragazzi, in Spagna il diesel a 1,11 €, anche qua avanti ve lo faccio vedere, la benzina a 1,30 €, guardate, anche qui a destra 1,11 €. 1,11 €, Dado? Non l'abbiamo mai visto nell'ultimo anno. 1,11 € è bello. Stavolta anziché farci un'ora di camminata dal cimitero sino a qui, abbiamo parcheggiato dietro il centro di salute. Tanto i parcheggi sono a pagamento, ma si paga dalle 9. Abbiamo la visita alle 8:30, i prelievi alle 8:30, quindi abbiamo tempo. Andiamo a fare i prelievi. Buongiorno, forse non ti si è neanche vista ancora. No, mi son visto. Ma non hai salutato, devi salutare tutta la community ogni mattina, eh? Mi raccomando. Non mi esce lo starnuto, pazienza. Vabbè, siamo pronti per i prelievi. Sì. Centro di salute con la fila, noi abbiamo il pass. Noi abbiamo il Pass Plus. ¿Le has sacado sangre alguna vez? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Si le has sacado sangre alguna vez. Sí, por sí, eso, sí. lo veo tan... Que ya sabe de qué va. que Todo sí. el año. Ah, todo el año. Sí, y yo, todo ya el sabe año. de qué va. Cierro. Pues ya sabes lo que es. Uy, una foto y todo. que esto aquí los- no, estoy grabando il braccio. Ah, vale, yo digo, eso no se puede grabar. No, claro, non gravo la cara del... Eccoci qua, 3 secondi, siamo di nuovo fuori. Saltata tutta la fila, Dado è diabetico, ha diritto di fare questi esami prima di tutti e quindi alla grande, alla grande. Adesso può andare a mangiare. Abbiamo il camperone a un passo oggi, top assoluto ragazzi. Belli questi pomodori, mi sa che ne compriamo un paio. Fai vedere, Dado, il braccettino, poverino. Là. Là che lo puoi muovere. Abbiamo comprato la frutta da questi ragazzi. Brother is good. Brother is good. What's your name? Sandeep Kumar, Punjab. Bene, indiani, eh? Yes, India, Punjab. Buon lavoro, buon lavoro. travacco, ciao. Ciao. E in un attimo, prelievi fatti. Un po' di frutta comprata. Domani incontriamo il nostro amico Xavi. Tra qualche giorno visita. E ce ne andiamo ragazzi. Tieni Rita. Ci spostiamo da Cugliera e raggiungiamo un'area sosta vicino a casa di Xavi come sempre. Lì ci laviamo il camper, facciamo delle cosette che dobbiamo fare e poi domani mattina ci incontriamo con lui e Lucy. Pranzeremo insieme, di sera andremo via. 38 minuti e siamo nell'area sosta gratuita a 10 minuti da casa di Xavi. Poi domani mattina lo incontriamo. Oggi piove ragazzi, piove e noi volevamo lavare il camper. I progetti già cambiati. Starò dentro a lavorare, non c'è problema. Volevo smontare gli oblò che hanno un sacco di ramoscelli, di aghi di pino. Siamo stati molto sotto gli alberi nei camping e quindi sono sporcati moltissimo. Li avrei smontati, puliti come abbiamo fatto l'altra volta. Pulire tutto, ogni volta che andiamo lì diamo una bella pulita al camper, dentro e fuori, mi piacerebbe, ma sta piovendo. Siamo arrivati, questa è la nostra area sosta
per andare a trovare il nostro amico Xavi. Parcheggiamo sempre qua e facciamo diverse cose che faremo però o stasera o domani, perché il tempo, vedete, è abbastanza brutto. Non voglio mettermi a lavare il camper mentre piove. Adesso mi faccio anche i servizi, infatti. Vediamo se funziona. Sì, l'acqua c'è sempre, ottimo. Dato lezione di inglese e io mi metto un po' a lavorare. Il tempo è brutto e lo occupiamo così. Ragazzi, prima che parta, perché ci siamo appena conosciuti purtroppo adesso, ma lei sta andando via, vi presento e salutiamo Matilde. Hola! Francese, sì. E vive in camper da 2 anni anche lei e ha un cagnolino fantastico. Adesso è dentro il nostro camper e non vuole uscire, ve lo faccio vedere. Uno, vieni qua. Là, uno, ehi. Uno, ven. Io non vuole, sta bene lì, Sta bene, sta bene. accomodato. Non vuole più andare via. Lo faccio vedere io. Va a estar famoso. Che perro famoso, uno. Stai bene qua, con Davide che ti fa le coccole. Belle. Staresti bene anche con le lasagne di Rita, Che carino che... vuole giocare. Che passa? Che passa, piccolino? Che passa? 12:53 e mamma prepara il pranzo. Cosa prepari? Il salmone. Salmone, Facciamo 2 spaghetti al sugo. spaghetti al sugo. Pomodoro e basilico, semplice. Sempre apprezzati, perfetto. Un piatto semplice ma buono. Oggi ce la caviamo con un vino francese. Si chiama Comte de Libuzac Juranchon. Abbiamo il salmone, quindi beviamo bianco ghiacciato, un vino discreto, sicuramente francese, non lo ricordo ma sicuramente è discreto. Vinellino da 5-6 euro, niente di che. Buon pranzo ragazzi, ci vediamo dopo, dobbiamo fare allenamento, pulire il camper, fare un sacco di roba, riposino, che stamattina ci siamo svegliati presto per fare i prelievi. A dopo. 6:30 della sera, amici, ho editato, ci siamo riposati, adesso allenamento e poi docce. Qua abbiamo l'acqua illimitata. Il camper ormai a questo punto lo laviamo domani mattina, fuori e dentro, ma adesso mi alleno. E poi anch'io. Brava Rita, fai bene, brava. Beh, ci siamo allenati. Sì. Tutti e due, sia io che Rita. Adesso ci facciamo una bella doccia. Sì. Abbiamo il pesce in forno, l'orata in forno con le patate. E nel frattempo Dado sta sempre lavorando, sta sempre organizzando qualcosa. Questo è un gioco. Sì, un gioco che ci ha fatto conoscere Rafael. È vero. E che non abbiamo mai preso. Lo compreremo in Sardegna. Sto preparando le orate al forno con patate e zucchine. Mamma mia, mamma ormai è diventata autonoma. Faccio tutto da sola. Parli anche. Vedi? Giunti all'ora di cena, mi sto già pulendo la mia bella oratona al forno, ragazzi. 35 minuti di cottura a 200 gradi, è perfetta, guardate come si pulisce. Col pesce, vino rosso, Campovieco, il bianco che c'è è dolcissimo, non lo berrò mai, mi piacciono secchi, fermi i vini. Buona cena. In TV abbiamo una strapartita meravigliosa di tennis, Forza Italia, ciao a tutti, buonanotte, a domani. Buongiorno a tutti amici. Oggi abbiamo da pulire il camper, prima notizia. Pulirlo a fondo, come sempre, smontare gli oblò, pulire le zanzariere, lavarlo dentro e fuori, spolverare dove ci sono tutti con i regolatori della corrente, lì tutti i cavi, la polvere si insinua e non se ne va più. Va bene, sono alla spremuta, adesso continuo a spremere 2 arance.
Sei pronto, eh? Sì. Sì, sei pronto. Siediti. Accomodati. Questa colazione può iniziare. Eccoci qua, 10:30 del mattino, buongiorno anche alla Rita, siamo pronti per iniziare le pulizie del camper in grande, quindi smontare tutto, togliere i tappeti, togliere il tappeto della motrice, spolverare ovunque come vi ho già detto. Andiamo, poi ci sono da fare i servizi, oggi lavoreremo tutto il giorno. Parte dei servizi, adesso spostiamo il camper, è già in moto e andiamo a lavarlo qua dietro nel distributore. Però la cassetta era strapiena e dovevamo farla. Ecco qui l'atleta Roberto che si cimenta nell'arrampicata. È difficile. Nell'arrampicata del camperista. Che condizioni abbiamo il camper. Toh, ti passo la GoPro, inquadralo. Pannello completamente cagato. Tieni. Vedete quel pannello pieno di cacca. Adesso diamo una bella passata al tetto di Pulivapor e poi facciamo i lati. Mamma mia, oh, sti genitori che chiedono sempre soldi, oh. Mi rubano la carta di credito. Cioè, sempre chiedendo soldi. Ma che tutti. Guarda che il gioco nuovo te l'ho già comprato per il compleanno, Ho catturato una nuvola! Per farvi le riprese migliori entro nella zona d'attacco! Qui ragazzi c'è un sacco di polvere e adesso la togliamo. Qua bisognerebbe soffiare, compressore potente, perché è davvero sporchissimo. Oppure oggi col pennellino un aspirapolvere, almeno la smuoviamo e la aspiriamo. Qua bisogna smontare tutto. Fermo? Andiamo a lavare tutto. In che Mamma condizioni mia, è? che schifo. Guardate in che condizioni sono già gli oblò. Sono appiccicosi ragazzi. Vabbè, noi non è che li puliamo ogni mese, però. No. Guardate che sporchi che sono. Adesso smontiamo tutto anche sopra e li puliamo per bene. Dopo aver smontato tutte queste parti degli oblò è il momento di pulirle, perché fanno letteralmente schifo. Guardate lo schifo! E le facciamo tornare nuove di pacca. Lo spazzolino da denti non era efficace. Siamo passati all'artiglieria pesante. Abbiamo un'altra spazzola un po' più grande. Abbiamo fatto un upgrade. Attenzione ragazzi, perché codesta griglia vuole resistere, vuole rimanere sporca. Mamma mia, sta resistendo pure all'artiglieria pesante plus.
il detersivo per i piatti non basta, ragazzi, e quindi proviamo con lo sgrassatore del forno. Non abbiamo molti strumenti per lavare. Andiamo a vedere se nel distributore hanno anche uno sgrassatore. È possibile, hanno prodotti per le macchine e magari hanno davvero anche qualcosa per pulirle. Non lo so, io non credo, però ci proviamo. Sgrassatore, ragazzi, trovato, guardatelo. Attenzione. Una ventata d'aria fresca. Multiuso. Bene, vediamo se fa Il suo effetto. vediamo se fa il suo lavoro, il suo sporco lavoro. L'ho lasciata agire. Devo lasciarla agire forse. All'interno di questa bacinella ci sono più prodotti chimici che altro. Purtroppo per pulire devi usarli. Sì. Mamma mentre puliva ha trovato una bottiglia di vino bianco. Che pensavo non avere più. Mettiamo subito in frigo. Certo. Adesso, ragazzi, c'è una delle parti più difficili, ovvero pulire Papi. Sì, pulire le ventole degli oblò da sopra è una bella rogna. Vai Papi, tutti credono in te. C'è da fare. Eccolo il professionista dell'arrampicata del camperista. Perché sporche le zanzariere. Ragazzi, queste sono le zanzariere che papà ha appena smontato. Guardate questa quanto fa schifo. Le infiliamo qua e le lasciamo così. È l'1:15, amici. Rita adesso inizia a preparare il pranzo. Io sto rimontando le zanzariere degli oblò. Adesso ve le faccio vedere. Sono riuscito anche a togliere un po' di resina dai pannelli, mentre invece dalla mansarda, dal tetto del camper non si riesce. Dai pannelli sono riuscito a uno sgrassatore potente che abbiamo comprato. Vi faccio vedere, guardate in che condizioni è qui. Serve credo alcol e garze, cotone, non lo so. Guardate, parcheggiando sotto i pini in quel camping naturista dove eravamo prima, in che condizioni è la mansarda. E anche dall'oblò, però credo che con l'alcol vada via, dobbiamo comprarlo, non ne abbiamo. E comunque guardate che bella, pulite, eh? Bello pulito. E questo è quello del bagno, pulito anche questo. Certo, bisognerebbe proprio smontarli completamente per pulirli bene, ma per come erano, ragazzi, le zanzariere sono perfette. Adesso rimontiamo la prima, quella del soggiornino. Guardate che bella, quando tornano così fa piacere. Siamo al pranzo, veloci, verdura, carne e poi di nuovo pulizie. Continuiamo il lavoro. Guarda quanto stiamo caricando con i pannelli puliti, Dado. 60 ampere. 61, 60.7. Con i pannelli puliti viaggiamo forte. Bene, mi siedo, mi stappo una bottiglia di vino, anzi prima di tutto. Poi mi bevo mezza bottiglia di vino e poi non ho più voglia di lavorare. Faustino VII, Dado. Faustino con la carne ci sta sempre bene. 1 e 2. Prima ci rimproverate. Com'è, Dado? Come si dice? Prima ci rimprovererate. Prima ci rimproverate. Perché avevamo i bicchieri di plastica e bevevamo il vino. Siamo passati addirittura a quelli di carta, ancora peggio. Siamo addirittura d'arrivo, ragazzi, 4:30. Stiamo rimettendo il tappetto appena sbattuto. Finito di pulire i vetri, Rita. Abbiamo pulito tutta la motrice come piace a noi, la macchina, chiamatela come volete. Guardate qua, il problema era solo qui dentro, ma con il pennellino, l'aspirapolvere, stracci, siamo riusciti comunque a togliere tutta la polvere.
Adesso è tutto bello pulito e brillante come piace a noi. Nuovo il camper. 5 anni qua dentro, ragazzi. 5 anni qua dentro. Tiene duro l'Iveco, tiene duro. Una bella struttura. Adesso riordiniamo di nuovo tutto, non deve esserci nulla in giro. Non voglio vedere nulla. Vetri splendidi, finalmente, guardate, non si vede neanche che c'è il vetro. Ora di cena, oggi abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo fatto delle pulizie che facciamo una volta ogni 6 mesi. E Rita ci prepara delle verdure cotte, delle melanzane con pomodorini. Ci prepara delle melanzane ripiene, mi ha corretto subito, non sono melanzane con pomodorini. Buonissime. Comunque alla fine Rita ci ha preparato delle melanzane ripiene e ci piacciono parecchio. Ripiene di carne? No. No. No, sono vegetariane col formaggio e pomodoro e polpa di melanzane. Apparecchiamo Sì, e ceniamo. sì. E con Dado ci facciamo un piccolissimo aperitivo con un bicchiere di vino e un pezzo di formaggio. Perché anche la glicemia è bassa, quindi deve... e le melanzane non sono pronte. Questo è il nostro piccolo aperitivo: formaggio di capra, prosciutto e un goccio di vino nero. Saluti a tutti amici, buona cena perché adesso ceniamo. Ci vediamo domani mattina per andare a trovare Xavi e Lucy. Ciao. Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Stupenda giornata, domenica mattina sono le 10 in punto e stiamo andando a casa di Xavi. 13 minuti, dormiamo sempre vicino a casa sua e così siamo pronti, ma poi dormiamo lì perché avete visto facciamo un sacco di cose e siamo molto comodi. Va bene, vamos. Codeglietta, il paese dove si è fatto la casetta Xavi. Dobbiamo vedere anche a che punto è la casa, perché tanti di voi follower che lo conoscono me lo scrivono, chissà a che punto è la casa di Xavi quest'anno. Adesso andiamo a vedere, noi lo incontriamo ogni 6 mesi. L'avete vista forse la prima volta 2 anni fa e vediamo a che punto è. Forse mi ha detto che ha lavorato tanto e quindi si è portato un bel po' avanti. Questo. Guarda che contento blu che ha visto Dado. Sì. Cioè, sta piangendo vuole entrare. Che bello. Adesso non si toglie da lì. Ragazzi, vi presento Xavi e Lucy per i nuovi iscritti. I vecchi ormai lo conoscono più di me, lo conoscono. Desde il primer capitolo. Conoscono più Xavi che me. Comunque, siamo qui oggi per trascorrere una giornata insieme con i loro cagnolini. Adesso vi faccio vedere anche come stanno procedendo i lavori, perché i miei follower chiedono, preguntano come va il lavoro della costruzione di Xavi. va poco a poco, però va meglio. Ora miriamo. I lavori proseguono. Xavi sta facendo anche il suo fotovoltaico. Quanti kilowatt sono? Yo pienso que tengo 13 kilovatios en invierno y 45 en verano. Sí, porque eso es muy sucio. Dado sta grande, Là, grande, sta crescendo? sta crescendo grande. Sta crescendo. Là la stanza di Dado. La Questa è la stanza, di mira Dado. che vista tiene la stanza della abitazione. Eh sì. Bellissimi. Cosa... Quindi ragazzi, i lavori procedono. Dentro questa casettina ha un inverter da 5000 watt con 3 batterie a litio gigantesche, adesso non mi ricordo da quanto. Comunque ha una potenza appunto di 5000 watt. In una casa tradizionale sono 3,5, 3500 e qua 5000, quindi più che una casa. Sta facendo un bel impianto per essere indipendente. Grande Xavi. Vale.
Queste piano piano le sta posando qua e fa una gran bella figura, guardate quando sarà finito. Questa è una parte, poi sarà tutto da stuccare in mezzo, quindi ce n'è da fare, ma piano piano migliore. Quindi Rita, eccoti qua, buongiorno, abbiamo già il sugo pronto? Sì, il sugo pronto. E andiamo a friggere le melanzane per fare le melanzane alla parmigiana. Peperoni in forno. Adesso li giriamo e aumentiamo anche, li ho messi a minimo, perché era presto. Bene, e io invece tiro fuori il barbecue e inizio a arrostire. No, col barbecue. Tengo il pagliero qui, eh? No, là. Apertura del cofano segreto. El cofre secreto de Roberto Camperado. 1, 2. Te lo digo porque no tiene que traer nada, ¿eh? Ok, tata, andiamo a arrostire. Paci. Come è acceso? Siamo quasi pronti per poggiare le costine di maiale. Oh, pace al traino. Hai mollato? Lui, prendilo tu. Bravo. Blu sì che tira. Pace invece no, Pace si fa tirare. Melanzane alla parmigiana buone. Buone, è da tantissimo che non le mangiamo. Un re del grill italiano, vero manzo italiano. Adesso facciamo assaggiare la birra Messina a Sciavi, è birra di Sicilia a Sciavi. Oh, sì, siciliana. Sicilia. Questo è già marinato anche, ah che bello, ci sta bene nel barbecue, vieni a vedere. Arrivo. Al millimetro. Al millimetro. Assemblaggio delle melanzane. Salsa sulla teglia. Sì, una piccola base. Piccola base di salsa. E sovrapponiamo anche un po'. Io li ho fatti un pochino grossi, però sovrapponiamo lo stesso. Sovrapponiamo un pochino. Detto ciò, Altro strato di sugo. mozzarella tagliata. Parmigiano, molto. Per la gioia di Davide. Molto. Parmigiano molto, sì, perché assorbe sia il sugo che l'olio delle melanzane. Le melanzane fritte, mi raccomando. Fritte, melanzane. Sì, saranno più caloriche, ma la parmigiana va con le melanzane fritte. Quindi melanzane fritte con sotto una base di sugo, poi di nuovo sugo, mozzarella, parmigiano, altre melanzane e poi altro sugo, vero? Certo, altro sugo. E si ripete il processo Sì, all'infinito, sino a quando non avete una torre di Pisa alta così. Quando riempite la teglia. Eccoci qua. Guarda, ecco questo qua. Siamo quasi pronti per pranzo ragazzi, abbiamo quindi quelle costine che le abbiamo già messe in una teglia con la stagnola e Rita sta finendo di assemblare le melanzane alla parmigiana e io e Sciavi stiamo andando a prendere un'icnusa fresca prima di pranzo, poi passiamo al vino e oggi gli faccio assaggiare uno dei migliori vini italiani, l'Amarone. Va bene Sciavi? Va bene. Quindi ragazzi, melanzane alla parmigiana in forno e sotto le melanzane patate e peperoni al forno. Adesso però andiamo con Sciavi. Andiamo. A berci la birra. Ne ho già preso io 2, lascialo lì. Allora, mettiamo anche le bistecche e iniziamo a mangiare, va bene? Sì, poi porto le melanzane. Che bueno. Adesso ragazzi andiamo a togliere le melanzane alla parmigiana e siamo pronti, abbiamo tanta roba da mangiare come sempre.
Ma tolgo direttamente questo. Sì, o che non farla scivolare. No, ma hai fatto cagate perché stava facendo un casino. Sta sbrodolando. Sì, io non la faccio scivolare, ma... Ecco lo chef, pronto? No, chef sei tu, però io porto. Ok, hanno sbrodolato. Ragazzi, quindi abbiamo melanzane alla parmigiana, abbiamo una bella insalata, abbiamo patate e peperoni, abbiamo salsiccia e abbiamo un paio di bistecche di manzo con del pane abbrustolito, va bene? Diciamo che non ci manca niente. Amarone della Valpolicella, ragazzi, è del 2020, è un vino squisito che ho piacere di berlo con Shafi. Sono vendute e spacciate come carne argentina, adesso la assaggiamo. Buono il vino. Ci troviamo sempre bene insieme, ragazzi, e abbiamo tante cose buone. Belle bistecche, questa è una bella teglia di patate e peperoni, abbiamo appunto la carne argentina, poi qua dentro abbiamo le costine di maiale e poi abbiamo anche un bicchiere di amarone, ragazzi, questo me lo gusto di cuore, questo ce lo meritiamo, salute a tutti. Sono un po' in brodo. Perché questa doveva rimanere ferma un paio di ore. Sì, sì. Anche le costine sono buone, la carne argentina di più. Perry, che sta la oh. Perry, aiutami! Oh, toma, Perry! La blu come si. Blu, che me muero, che no me mata! Oh. Adesso, ragazzi, dopo l'amarone che ci è piaciuto, l'amarone era buono. Troppo bene, troppo bene. Xavi ha detto che sembra che abbiamo bevuto 3 bottiglie di vino, ma era una. Dopo il caffè di Rita ci beviamo un goccio di rum e continuiamo a goderci la vita. In spagnolo si dice, ragazzi, disfrutar della vita. Della vita. Cin cin. Cin cin. Perry, mira, ven aquí, Blu. Sube, Blu, sube. Perry, ven con Che Nado. facciamo, Rita? Andiamo. Andiamo? Allora, saluta a tutti. Sube con Nado. Già saltato. Già salutato? Ringrazio a tutti. Siamo stati bene, Salutato. ci siamo divertiti. Sì, siamo stati molto Con bene. Xavi Come e sempre. Lucy siamo sempre da Dio. Come sempre, Grazie, ragazzi. Grazie. Grazie della bella giornata. Per venire. Grazie. La prossima volta, Xavi, la prossima volta acqua a las plantas. Alle plantas sempre. Noi, Sempre. El Bien. agua para los patos. Per nosotros la cerveza. grazie di tutto. Alla prossima, ci vediamo tra 6 mesi. Ciao Lucy. Ciao. Buen viaje a Italia. Muchas gracias, Lucy. Roberto. 6 meses, pues. 6 meses. Lucy, en 6 meses puedes descansar de esta jornada. Otra vez. Sí. Vamos a comprar vino, la ponemos en la nevera 6 meses para la próxima. Y el amaro. Ciao.